Innanzitutto ringrazio tutte e tutti di partecipare a questo webinar, che appunto è un webinar didattico, quindi ha scopi sostanzialmente di approfondimento di alcuni aspetti, di alcuni argomenti, di alcune esperienze strettamente collegati a quello che stiamo chiudendo, perché il corso si chiude domani, nell'ambito del corso di economia ambientale che io tengo ormai da una decina d'anni e più, nell'ambito del corso di laurea triennale in economia e commercio, che è uno dei tre corsi di laurea triennali che il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche offre appunto all'interno dell'Università degli Studi di Udine. Ma siccome in contemporanea sto anche tenendo il corso di economia ed estimo ambientale nell'ambito del corso di laurea sempre triennale di Scienze per l'Ambiente e la Natura, ma di un altro dipartimento, il cosiddetto D4A, io lo chiamo Dipartimento di Agraria, anche se ci sono 4 A che andrebbero elencate, agroalimentare, ambientale e animale, ok? Non so se la sequenza è giusta, ecco, con cui lavorerò ancora più per qualche settimana, ecco, ma so che hanno, credo, diverse studentesse e studenti di questo corso anche accettato il mio invito a partecipare al webinar. Allora, il webinar ha un titolo, il titolo, quello primo, è una delle solite mie cose fantasiose che chi mi conosce, in particolare i relatori e le relatrici che mi conoscono bene da diversi anni, amo così inventare, un mare di euro, che so che a qualcuno ha stuzzicato qualche interesse da quanto mi è stato detto. Ecco, comunque il vero titolo è che noi parleremo oggi di contabilità ambientale nelle aree marine protette italiane. Presento, prima di dire due battute, sul tema, presento i nostri ospiti, ad iniziare dalle dottoresse Francesca Visintin ed Elisa Tomasinsic. Grazie di cuore per aver accettato ancora una volta, perché non è la prima e penso che non sarà neanche l'ultima occasione in cui lavoriamo assieme, facciamo qualche iniziativa assieme, raccontiamo delle cose che facciamo assieme, e magari inviterò, se parla per prima la dottoressa Visintin, anche a dire che cos'è i frame SRL, questa realtà SRL per gli studenti si sa che è una società a responsabilità limitata, quindi vuol dire una organizzazione for profit nella sua veste così organizzativa e giuridica, che è insediata al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine. Seguirà, dopo il loro intervento, che ci darà proprio la base del tema, faremo una pausa, interromperò la registrazione per quei 5 minuti, ci daremo i tempi al momento opportuno e poi riprenderemo e avremo il piacere di ascoltare la professoressa Stefania Troiano, cara collega del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine, dove insegna nella laurea magistrale di Economics and Environmental Resource Economics. E assieme a lei ci sarà poi a chiudere, e poi vediamo se c'è spazio per qualche momento anche di dibattito, eccetera, per cercare di chiudere attorno all'1:30, perché questo è l'orario di lezione, qualche minuto più ce lo possiamo prendere. Dicevo che chiude questa sequenza di interventi il dottor Nicola Della Mea, che possiamo ancora dire Nicola neolaureato in economia aziendale, perché, come magari anche lui stesso ci racconterà, ma io lo anticipo un po', non più tardi di un mese e mezzo fa, fine marzo del 2021, appunto, ha conseguito la laurea triennale in economia aziendale e con un elaborato finale, come lo chiamiamo noi, di fatto una tesi di laurea che ho avuto il piacere di seguire assieme alle altre relatrici di questo webinar, ecco, ha discusso proprio dei temi di cui oggi parliamo. Ecco, questo è il modo con cui abbiamo organizzato questo incontro di oggi. Il tema, allora, veramente due battute per inquadrarlo. Con le studentesse e gli studenti di economia ambientale, in queste ultimissime lezioni del corso di quest'anno, siamo proprio entrati nel vivo, come succede sempre alla fine dei miei corsi, del tema della valutazione dell'ambiente. Da economisti ci poniamo questo problema, stiamo affrontando delle tecniche di valutazione e anche vedremo come quelle tecniche ci aiutano anche a affrontare gli aspetti gestionali, e il tutto in particolare guardando proprio
al tema delle aree protette. Questo sarà anche argomento, ma fra un po', con le studentesse e gli studenti del corso di economia ed estimo ambientale, dove il termine estimo ambientale vuole proprio significare esattamente questo: valutare l'ambiente, valutare ciò che normalmente non viene valutato. In particolare, dato che qui si parla con un approccio da economisti, il mercato, l'economia non valuta, non in generale. Certi valori, al di là di quelli economici, magari anche ci sono, ma qui stiamo parlando in particolare di valori economici. Ecco, il tema: perché approfondire la questione di questo specifico argomento? Beh, lo introduco in questo modo, citando una legge. Questa è un'introduzione tutt'altro che a sorpresa per chi ci segue e affronta questi argomenti. Una legge del 2015, approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale a gennaio del 2016, ma approvata a fine 2015 dal Parlamento italiano, a pochi mesi dalla, tra l'altro, coincidenza, approvazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ma qui si parlava di disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Una legge che chi parla a questo webinar conosce bene e usa spesso come riferimento. Fra le altre cose, l'articolo 67, si vede qui in basso, di questa legge, parla del Comitato per il Capitale Naturale, che ha il compito di redigere annualmente. L'invito della legge è quello di farlo entro il mese di febbraio di ogni anno, ma poi vicissitudini varie non hanno permesso di rispettare questo, anche se il ritmo, anche di fronte alla pandemia, continua. Ecco, di redigere che cosa ha come compito fondamentale il Comitato? Un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie. Ovviamente questo è monetarie, è il pane quotidiano quasi per chi vi sta parlando nella sua esperienza di ricerca e di didattica, ma anche per le nostre ospiti e chi ha, come Nicola, fatto una tesi di laurea sull'argomento. Ebbene, questo comitato ha prodotto ad oggi 4 edizioni del rapporto sul capitale naturale in Italia, documento di cui forse si sente parlare e si legge in ambiti ancora, secondo me, troppo ristretti, ed è per questo anche che approfitto per ricordarne l'esistenza. Come vedete, dal 2017, quindi primo anno di operatività del comitato, c'è stato poi il primo rapporto, poi il secondo nel 2018, il 2019 il terzo, e poi con la pandemia uno slittamento, si è arrivati al quarto rapporto sullo stato del capitale naturale, che è praticamente fresco di stampa. È stato presentato in anteprima in una conferenza online dal comitato al ministro per la transizione ecologica, ma e ad altri ministri, tra cui anche il professor Enrico Giovannini, oltre che il nostro regionale Patuanelli ed altri. Il 7 aprile, la settimana dopo, è stato pubblicato, quindi da meno di un mese, è disponibile online il quarto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia. Questo è il link in basso a destra a cui si può accedere, basta cercare nel Ministero per l'Ambiente appunto questa notizia. Perché lo ricordo? Beh, perché, guardate un po', si ringraziano gli altri autori, il Comitato del Capitale Naturale, in occasione del quarto rapporto sullo stato del capitale, ma c'era già qualcosa nel terzo, ma è qui che approfitto per mettere in evidenza una cosa: che vengono ringraziati fra gli autori di questo rapporto Elisa Tomasinsic e Francesca Visintin di eFrame, con una lineetta. Francesca e Elisa, che evidentemente è scappata agli estensori di questo indice, di questo rapporto. Come mai vengono ringraziate Elisa e Francesca, le dottoresse Tomasinsic e Visintin? Beh, perché all'interno di questo rapporto, come già c'era qualcosa nel terzo, almeno sono sicuro, negli altri due non ricordo, ma sicuramente nel terzo, ma nel quarto c'è proprio una parte, anzi in più momenti, in cui si parla di aree marine protette. C'è un paragrafo 2.6 dove si parla di analisi della fornitura di alcuni servizi ecosistemici in aree protette terrestri e marine, una valutazione biofisica ed economica, con un focus sulle aree marine protette, in particolare su quei puntini rossi che vedete nella mappa in alto a destra. Ebbene, quello che il quarto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia racconta attorno anche a questa esperienza è frutto anche di un bel lavoro che assieme, e grazie a eFrame e
alle dottoresse Tomasici e Visintin, anche noi del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, assieme in particolare alla collega professoressa Troiano e quindi poi anche al dottor Nicola Della Mea, ecco, abbiamo avuto l'opportunità di vivere in diretta e quindi alcune delle cose che ci sono in questo rapporto, adesso magari Elisa e Francesca ce lo confermeranno o meno, sono frutto anche di un lavoro che assieme stiamo facendo da alcuni anni e ancora stiamo facendo assieme. Quindi a questo punto io termino la mia fin troppo lunga introduzione, ma ci tenevo a dire tutte queste cose perché ne vado fiero, sono contento, mi fa piacere. Perché mi fa piacere? Beh, perché voglio segnalare a chi ci ascolta che le persone a cui adesso io passo la parola e che poi si gestiranno i loro tempi, io faccio poi da ascolto quello che avranno modo di raccontarci, sono tutte e quattro persone che hanno maturato la loro esperienza di formazione universitaria all'Università degli Studi di Udine. Qualcuno, qui c'è una parità di genere squilibrata a favore del genere femminile, le dottoresse Tomasici, Visintin e Troiano in quella che si chiamava Facoltà di Economia, il dottor Nicola Della Mea nel Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Sono tutti esempi di lauree affrontate, discusse, raggiunte anche su questi temi, in certi casi, all'interno dell'Università di Udine del nostro polo economico. Di questo io non lo sono, io vengo da una laurea a Trieste, loro quattro sono tutti laureati a Udine da noi, quindi grande motivo di orgoglio e grande piacere nel passare la parola a questo punto innanzitutto alla dottoressa Francesca Visintin. Prego Francesca. Professore, grazie per questa splendida introduzione e anche per il riferimento al quarto rapporto sul capitale naturale. Come diceva lei, effettivamente i dati dei lavori che abbiamo svolto insieme erano già confluiti nel terzo rapporto, però diciamo che quest'anno sono riusciti a dare un po' più di visibilità al contributo che noi come economisti, ma come gruppo di economisti, appunto intendo tutto il gruppo costituito da noi, che eravamo diciamo i soggetti affidatari dell'incarico, ma poi anche dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, che nella redazione della contabilità ambientale hanno dato un significativo contributo, soprattutto per quel che riguarda la valutazione della fruizione turistica, di cui poi immagino che la professoressa Troiano darà ampia darà contezza dei risultati e dei lavori che sono stati svolti. Due parole sui frame, come ci ha suggerito. Noi siamo ormai una società, fino all'anno scorso eravamo una startup innovativa, ci siamo costituite nel 2015, eravamo 3 soci che avevamo una comune esperienza in un'altra realtà e poi abbiamo deciso di capitalizzare quello che avevamo imparato e costruito prima all'università e poi nei nostri percorsi professionali in questa startup che abbiamo costituito. Siamo rimaste 2 socie, ma con il tempo stiamo andando un po' consolidando quello che è la nostra struttura. Infatti di recente siamo anche abbastanza fiere di poterlo dire, perché è accaduto proprio un paio di settimane fa, abbiamo una nuova assunzione e quindi insomma piano piano stiamo andando a consolidarci, oltre ad avere collaborazioni anche con soggetti esterni e anche con un dottorando tra l'altro dell'Università di Udine. Quindi quello di cui parleremo oggi appunto è la contabilità ambientale nelle aree marine protette. La prima cosa che vorrei dirvi è che quando si parla di contabilità ambientale, quando si parla di aree protette, c'è sempre talvolta una sensazione un po' di approcciare una materia molto delicata, anche perché ci si confronta con discipline diverse dalle nostre, radicalmente diverse. Si parla di approcci biologici ed ecologici, chiaramente alla gestione delle aree protette, quindi talvolta la sensazione che abbiamo è quella di essere dei pesci fuor d'acqua, soprattutto quando ci confrontiamo direttamente, e questo è accaduto spesso proprio nel corso anche delle varie interlocuzioni che poi hanno portato alla produzione del rapporto sul capitale naturale con biologi, nella fattispecie biologi marini, oppure degli ecologi, ma in realtà poi quello che il tempo
con l'andare dei confronti e delle discussioni è che tutti quanti, sia gli ecologi che gli economisti, stanno approcciando un tema di frontiera e quindi ciascuno approccia la frontiera con quelli che sono i suoi mezzi, magari andando anche in direzioni diverse perché gli obiettivi sono diversi, ma entrambi la stiamo conoscendo, affrontando e costruendo questa frontiera e quindi entrambi gli approcci aiutano a dare una lettura nuova e a costruire dei passaggi nuovi in quello che è un tema molto delicato, che è appunto quello di attribuire dei valori economici ad un bene ambientale, tema appunto molto rischioso e pericoloso, ma parimenti necessario per le riflessioni che poi si possono fare a valle dei risultati che si ottengono. Quindi vado brevemente alla struttura della presentazione, in cui faremo un'introduzione generale sulla contabilità ambientale. Passeremo poi a illustrare quello che è l'approccio metodologico che noi abbiamo sviluppato per costruire la contabilità ambientale nelle aree protette e nel caso in particolare a quelle marine, fornendovi poi dei risultati applicati ad una di esse, alle isole Tremiti, per concludere poi con delle riflessioni sui risultati ottenuti e andando verso le conclusioni. Partiamo dalla vecchia strategia europea per la biodiversità, perché adesso abbiamo quella al 2030, questa è quella al 2020. Che cosa ci chiedeva la strategia europea per la biodiversità al 2020? Impegnava gli Stati membri a svolgere un primo attività di mappatura e valutazione sullo stato degli ecosistemi, per arrivare entro il 2014, per arrivare successivamente ad una valutazione, a una stima del valore economico dei servizi ecosistemici, finalizzato che cosa? Ad integrare questi valori nell'ambito dei sistemi di contabilità e di rendicontazione nazionali e comunitari entro il 2020. Questo era quello che chiedeva già la strategia europea per la biodiversità al 2020. A tal fine aveva istituito, quindi a livello comunitario, un gruppo di lavoro che si chiama Mapping and Assessment of Ecosystem Services, che nel corso degli anni ha prodotto una serie di documenti a servizio degli uffici statistici nazionali, dell'Istat ad esempio, con lo scopo di accompagnarli in questa attività di mappatura, valutazione ed integrazione all'interno del sistema di contabilità economica nazionale. Ma tutto questo in realtà nasce appunto da un progetto, da un'iniziativa svolta a livello internazionale, coordinata dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Ocse, dalle Nazioni Unite, che ha come obiettivo la costruzione di un sistema di contabilità economica e ambientale integrate. Quello che vedete a sinistra è il Central Framework, che è stato pubblicato nel 2012, ma già un primo documento era uscito nel 2003. Ma non ci si è accontentati di costruire un sistema di contabilità economica ed ambientale integrata, si è fatto un ulteriore passo. Questo perché viene data sempre più enfasi a quelli che sono i beni e i servizi forniti dagli ecosistemi, i servizi ecosistemici, da cui è stato prodotto il documento del sistema di contabilità economica ambientale integrata, noto come SEA Ecosystem Accounting, che è stato adottato di recente, a marzo 2021, che fa un focus specifico sugli ecosistemi e sui servizi forniti dagli ecosistemi all'umanità. Adesso però vi faccio fare ancora un passo indietro, ancora più indietro rispetto al 2020. Andiamo agli anni 90, quando appunto sullo scenario internazionale, ma anche nazionale ovviamente, si iniziava a discutere dei temi che attenevano alla rendicontazione dei beni ambientali all'interno dei sistemi di contabilità nazionale. All'epoca l'Ufficio Statistico Nazionale aveva iniziato a sperimentare un approccio di integrazione di questi conti, introducendo quello che era nota come matrice biosfera e tecnosfera. Immaginate quindi due sfere, una biologica e una tecnologica, o una sfera che attiene al sistema economico, sociale delle comunità. La biosfera è costituita dalle tradizionali matrici ambientali, quindi aria, acqua, suolo, produttori, consumatori, decompositori e stock di materie prime.
La tecnosfera è tipicamente costituita dai settori economici e dai settori della contabilità economica nazionale, quindi agricoltura, industria, trasporti da un lato, famiglie, rifiuti, import ed export dall'altro. Queste due sfere, la biosfera e la tecnosfera, interagiscono, scambiandosi flussi di energia e di materia. Alcuni cicli invece sono chiusi. Esiste un ciclo chiuso della biosfera, parimenti quello della tecnosfera, e poi appunto trasferimenti di energia e di materia tra le due sfere. Che cosa sono? Che cosa sono diventati questi flussi, questi scambi, in un'ottica di contabilità economica nazionale e di contabilità economica e ambientale integrata? Questo primo ciclo, questo rosso, è un ciclo chiuso, tutto interno alla tecnosfera, ed è tipicamente la matrice input e output della contabilità economica nazionale, quella che è funzionale al calcolo del PIL, del prodotto interno lordo di ciascun paese. Questa freccia che da rossa diventa verde sta ad indicare quelli che sono i trasferimenti di energia e di materia dalla tecnosfera alla biosfera, e in un'ottica di contabilità economica e ambientale si traduce nei cosiddetti conti satellite della contabilità ambientale e nella fattispecie nel conto delle emissioni, quello che noi potremmo chiamare esternalità negative e che nel nostro modello alla scala locale di contabilità ambientale diventa costi ambientali. C'è un altro poi trasferimento di energia e di materia dalla biosfera, che da verde diventa rosso, alla tecnosfera. Questi anche sono i conti satellite della contabilità ambientale. Nella fattispecie sono i conti dei flussi e delle materie, quello che nel nostro modello verranno indicati come benefici ambientali. Da ultimo c'è un ciclo chiuso che è il conto satellite della contabilità ambientale, ovvero il conto del capitale naturale. Quindi tutti questi conti alla fine, e per estrema semplificazione, sono i conti che vanno a costituire il sistema di contabilità ambientale ed economica. Noi nel nostro processo, nel nostro percorso, andremo a focalizzare solo su una parte di questi conti, quelli che vanno a descrivere i prelievi di energia e materia da quella che prima era definita biosfera alla tecnosfera e che, modificando un po' il linguaggio, attualizzandolo, si traducono in un cosiddetto nel modello a cascata che introduce da un lato il sistema ecologico, definito come offerta, dall'altro il sistema antropico, che come vedete bene rappresenta la domanda. I due si relazionano in che modo? Attraverso uno scambio di servizi ecosistemici. Quindi gli ecosistemi, attraverso i loro processi, le strutture di base, le funzioni degli ecosistemi, forniscono al sistema antropico dei servizi che talvolta sono dei beni, tal'altra sono dei servizi veri e propri, che contribuiscono a creare benessere per le comunità, per il sistema antropico. Benessere che può essere anche tradotto in un valore economico che può anche diventare oggetto di transizione, valore della transizione all'interno di un meccanismo di mercato, quale può essere quello dei pagamenti per i servizi ecosistemici. Come vedete, il sistema antropico impatta, restituisce, ci sono questi flussi, queste restituzioni in termini di impatti diretti ed indiretti a carico del sistema ecologico. Per contro però il sistema antropico può anche agire in modo da ridurre l'entità degli impatti e rendere il sistema ecologico più robusto per sostenere gli impatti generati dal sistema antropico. Nel nostro modello, come economisti, noi ci focalizziamo soprattutto su questa parte del modello a cascata, quindi sulla valutazione in termini qualitativi e quantitativi dei servizi per arrivare poi alla loro quantificazione monetaria e definire quello che è il beneficio, il valore, il benessere percepito dalla comunità, dai fruitori.
Quindi dal punto di vista metodologico che cosa abbiamo fatto? Partendo da questo quadro abbiamo cercato di costruire un modello di contabilità ambientale che dalla macroscala, da quella scala nazionale, potesse essere adattato in qualche modo alla scala locale, cioè alla scala di un'area protetta. L'approccio metodologico che abbiamo costruito ha un nome, l'abbiamo battezzato, abbiamo deciso di chiamarlo I-Value, quindi il valore che diamo all'ambiente. In realtà questo è un percorso che era nato molti anni fa, di cui ci sono state alcune pubblicazioni, anche proprio con il professor Marangon, e questo vi dà, una pubblicazione del 2008, quindi questo vi dà l'idea di quanto talvolta sia necessario spendere molto tempo prima di perfezionare un modello, o se vogliamo dargli una lettura, quanto tempo sia necessario prima che un prodotto, diciamo, culturale possa trovare un'applicazione nel mercato. Abbiamo sviluppato quindi questo modello di contabilità. Come in tutte le contabilità abbiamo una dimensione di stock, che è la dimensione del conto del patrimonio, e una dimensione di flusso. Il flusso ci dice qual è la ricchezza che il patrimonio che noi abbiamo riesce a produrre nel corso di un periodo di riferimento, che in genere è l'anno solare. Quindi, se questo approccio lo cagliamo al caso dell'area protetta, il patrimonio, lo stock dell'area protetta è evidentemente il patrimonio ecosistemico, che è costituito da che cosa? Dalle strutture ecologiche e dalla condizione, quindi dal livello di qualità di queste strutture ecologiche. Come andiamo a misurarlo? Utilizziamo degli indicatori. Noi in particolare abbiamo scelto di utilizzare gli indicatori della classificazione CISES, cioè Common International Classification of Ecosystem Services. Questa classificazione elenca per ciascun ecosistema una serie di servizi ecosistemici. Nel caso dell'ecosistema marino ci sono circa 36 o 37 servizi ecosistemici, e per ciascuno di essi individua almeno 3 indicatori. Un indicatore di capacità che ci dice qual è la quantità di questo stock e quindi qual è potenzialmente la sua capacità di fornire un servizio ecosistemico. Nel caso dell'ecosistema marino, un indicatore di capacità è ad esempio la quantità del patrimonio ittico, espresso in varietà di specie e in quantità di biomassa, quindi e quante ce ne sono, quanti pesci ci sono per ogni specie di pesce. Oppure può essere dato dall'estensione delle fanerogame, che io ho imparato si chiamano fanerogame, ma in realtà sono quelle che io ho sempre comunemente chiamato alghe, quindi le cosiddette praterie marine. Ecco, tutti questi elementi sono degli esempi che fanno parte dello stock del patrimonio ecosistemico, dell'ecosistema appunto marino. Il conto dei flussi è costituito, come in tutte le realtà e organizzazioni che si rispettano, dai costi e dai benefici. Ecco, perché parliamo di costi e benefici? Perché quando parliamo di patrimonio ambientale, in questo caso, abbiamo adottato l'approccio dell'analisi costi-benefici, cioè non ci si limita a valutare se un'azione, un progetto, quando si parla di beni ambientali, è remunerativo limitatamente a quelli che sono i costi e i ricavi, ma è necessario prendere in considerazione anche un'analisi dei benefici ambientali e dei costi ambientali. Quindi i costi quali sono? I costi sono quelli economici, quindi i costi dell'ente, quelli che notoriamente sono le uscite dell'ente gestore dell'area protetta. E dall'altra parte quindi abbiamo preso in considerazione quelli che sono i ricavi, ovvero le entrate dell'ente gestore dell'area protetta, e a questi abbiamo aggiunto i costi ambientali, tutte le attività svolte dall'ente gestore all'interno dell'area protetta e dalle attività economiche che l'ente gestore autorizza all'interno dell'area protetta hanno degli impatti ambientali che noi abbiamo deciso di calcolare calcolando la carbon footprint secondo un approccio di life cycle analysis, ad esempio la pesca professionale. Tra i benefici ambientali abbiamo scelto di
calcolare gli indicatori di flusso e di beneficio suggeriti dalla classificazione SISES. Quindi qual è il flusso di benefici che ci viene fornito dal servizio ecosistemico e poi traduciamolo in un equivalente valore monetario. Quindi tanto per darvi degli esempi. Se nel conto del patrimonio l'indicatore di capacità ci dice di calcolare quello che è il patrimonio ittico, e come vi dicevo prima, ad esempio, si calcolano il numero di specie e quanti è la biomassa equivalente, e nell'indicatore di beneficio andremo a calcolare quelle che sono le catture di pesce, di molluschi, cioè i prelievi ittici operati dai pescatori professionali. Catture alle quali siamo in grado di assegnare un valore economico espresso in termini di euro annui. Però questa attività ha un costo ambientale, perché l'attività di pesca professionale svolta all'interno dell'area protetta crea degli impatti, quantomeno in termini di emissioni di anidride carbonica. E quindi in questo percorso siamo andati a calcolare quello che è l'impatto ambientale esercitato dagli operatori della pesca professionale all'interno dell'area protetta. Per contro, ad esempio, un altro esempio è nel caso dell'estensione delle fanerogame, che sono parte dello stock, parte del patrimonio dell'area protetta, siamo andati a calcolare il servizio fornito dalle fanerogame, ovvero l'assorbimento annuo di anidride carbonica, il carbon sink, al quale anche siamo stati in grado di attribuire un valore economico monetario. Quindi, effettuati tutte queste stime, questi calcoli, alla fine tiriamo una riga, sommando costi e benefici economici e ambientali, andiamo a calcolare quello che è il valore prodotto o consumato dall'area protetta. Quindi in particolare in questa presentazione andremo un po' a concentrarci su questa parte del modello di contabilità ambientale. Quindi, come vi dicevo, abbiamo utilizzato gli indicatori della classificazione SISES. I primi indicatori, come vi dicevo, ci danno lo stato e la qualità dell'ecosistema, quindi il livello di biodiversità che troviamo nell'ecosistema marino. L'indicatore di capacità ci dice invece, come vi dicevo prima, quante specie ci sono e qual è la loro abbondanza. L'indicatore di flusso ci dà la misura di quello che è il prelievo ittico annuo, e l'indicatore di beneficio qual è il valore percepito dal consumatore rispetto a questo prelievo ittico. E quindi di nuovo noi andremo ad illustrarvi come abbiamo calcolato questa terna di indicatori che sono funzionali appunto al calcolo della contabilità ambientale dell'area protetta. Ecco, l'approccio socio-economico che noi abbiamo adottato, come potete vedere da questa slide, è strettamente correlato a quello ecologico, perché condivide totalmente i dati fisici di partenza e fa semplicemente un passaggio in più traducendoli in un valore monetario. E questo passaggio, questo modello a cascata, rende bene l'idea e dà evidenza della correlazione positiva che c'è da un lato tra la qualità del capitale naturale e dall'altro dal livello di benessere percepito dai fruitori e dalle comunità. Ecco, come abbiamo costruito il modello di contabilità ambientale? Avendo a mente almeno di raggiungere questi tre obiettivi. Volevamo che fosse uno strumento di comunicazione, ovvero che riuscisse in qualche modo a dimostrare che l'istituzione di un'area protetta non è un fattore di limite allo sviluppo economico. Volevamo che questo strumento di contabilità ambientale traducesse il valore della biodiversità, cioè che andasse un po' al di là di quello che si sente dire, beh, certo l'ambiente ha un valore incommensurabile, sì, ma avevamo bisogno che ci dicesse qualcosa di più, cioè che fosse in grado di dimostrare che l'area protetta ha un valore almeno pari a quello stimato dall'applicazione del modello, che quindi il valore che noi andiamo a ottenere è sicuramente, non è un valore, per quanto ci saranno dei centesimi, non è un valore assolutamente indiscutibile, ma è almeno qualcosa di più che dire
l'ambiente ha un valore incommensurabile, è un punto di partenza per fare successivi ragionamenti, che quindi potesse essere anche uno strumento di governance, e cioè che potesse fornire ai decisori pubblici delle informazioni per politiche di gestione basate quindi su elementi concreti, sulla conoscenza, su dati oggettivi, misurabili e verificabili nel tempo. E volevamo che fosse anche uno strumento di accettazione sociale, cioè che potesse dimostrare l'effetto riserva, come nel caso ad esempio della pesca professionale, dimostra che vi è un effettivo effetto di protezione sui popolamenti ittici grazie proprio alle politiche di conservazione messe in atto dai gestori dell'area protetta. Quindi andiamo adesso ad illustrarvi i risultati dell'applicazione di questo modello, come vi dicevo, ad un'area marina protetta che è quella delle Tremiti. L'area marina protetta delle Tremiti fa parte del Parco Nazionale del Gargano, costituita appunto da alcune isole che hanno una forte vocazione turistica. Che cosa rendicontiamo di questa gestione dell'area protetta? Di nuovo, come già anticipato prima, i ricavi economici, i costi economici che desumiamo dal bilancio di esercizio dell'ente. I benefici ambientali, ovvero i servizi ecosistemici, non tutti i 36 o 37 proposti dalla classificazione SISE, solo una selezione di questi, ed in particolare il valore del prelievo ittico, il valore dell'assorbimento dell'anidride carbonica dall'atmosfera, il valore della fruizione turistica, il valore della ricaduta economica locale, cioè i turisti, oltre che percepire un beneficio diretto dalla fruizione dell'area protetta, creano un'economia sul territorio grazie alle attività che svolgono e ai servizi di cui beneficiano, trascorrendo la loro vacanza in loco, il valore scientifico e il valore didattico-educativo. Poi di tutte queste attività autorizzate all'interno dell'area protetta andiamo a calcolare il loro costo ambientale attraverso la stima dell'impronta carbonica e, come detto prima, tiriamo una riga per andare a calcolare quello che è la stima della ricchezza prodotta oppure consumata dall'area protetta. Quindi per quel che riguarda, partiamo dal valore del servizio ecosistemico prelievo ittico. Avremmo voluto calcolare anche, riportare i dati degli indicatori di capacità, quindi la presenza delle specie ittiche, ma non c'erano dei censimenti visivi effettuati dai biologi marini che potessero fornirci dei dati attendibili, quindi quello è un indicatore che in questo caso non abbiamo calcolato. Riportiamo gli indicatori di flusso e gli indicatori di beneficio. La flotta peschereccia presso le Tremiti è una flotta di modeste dimensioni, come vedete nel 2017 c'erano solo 3 operatori autorizzati. Il dato secondo me che vale la pena evidenziare è quello delle catture. Come vedete nel 2017 ci sono state 9.700 catture, prelievi operati da questi 3 pescatori. Voglio portare la vostra attenzione sui 6.982 kg di catture prelevati all'interno della MP. Quindi, come potete vedere, la maggior parte dei prelievi dei pescatori professionali vengono svolti all'interno dell'area marina protetta, che contrariamente a quanto si dice, si sventola sempre per creare dei movimenti di ostilità di fronte alla costituzione di nuove aree protette, e in realtà dà evidenza di come in realtà le attività economiche possono essere svolte all'interno delle aree protette e quante siano floride rispetto alla totalità dell'attività. Cioè, i pescatori professionali preferiscono di gran lunga la pesca all'interno dell'MP, che è molto più ricca rispetto alla pesca fuori i confini dell'area protetta. Il valore del prelievo ittico è stato calcolato applicando a ciascuna delle specie prelevate il valore di mercato, il prezzo di mercato locale, e quindi 147.000 circa è il valore del prelievo in area protetta ogni anno.
andiamo al valore del servizio ecosistemico assorbimento di anidride carbonica dall'atmosfera, quindi il contributo dell'area protetta alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Considerando l'estensione, il prelievo è calcolato a partire dagli assorbimenti di anidride carbonica ad opera della Posidonia oceanica. La Posidonia oceanica è un tipo di fanerogame, alias alghe. Come tutta la biomassa, l'assorbimento viene stoccato, cioè in tutta la pianta, ma c'è anche un assorbimento annuale che avviene ad opera dell'accrescimento annuo della biomassa, che è quello che noi calcoliamo, perché appunto il nostro bilancio, il nostro modello di contabilità ambientale è su base annua. Quindi 14 sono le tonnellate di carbonio che vengono annualmente assorbite dalle praterie di Posidonia oceanica, che si traducono in circa 52 tonnellate di anidride carbonica. In questo caso, applicando un valore medio del social cost of carbon, ovvero del costo sociale del carbonio, questi sono dati di letteratura che abbiamo ricavato dall'Agenzia americana per l'ambiente, si traducono in un equivalente valore monetario, ovvero beneficio monetario di circa 1900 ettari, cioè il valore dell'assorbimento dell'anidride carbonica è parificato ad un valore monetario di 1900 euro annui. Andiamo a un altro servizio ecosistemico, quello della fruizione turistica. Gli indicatori di capacità ci dicono anche cosa? Qual è la ricchezza dal punto di vista della presenza di specie e di habitat all'interno dell'area protetta, e quindi viene fornita una lista di quelle che sono le specie iconiche, degli habitat, dei popolamenti, della presenza di siti che appartengono alla rete Natura 2000. Gli indicatori di flusso che cosa ci dicono? Qual è l'entità appunto delle presenze turistiche, no? Quindi qual è il flusso turistico legato a quel patrimonio naturalistico? Parliamo grosso modo di 240.000 presenze annue, di cui per certo sappiamo che 20.000 fruiscono dei siti per la balneazione. È evidentemente una sottostima, perché è evidente che tutti quelli che frequentano le isole Tremiti lo fanno per la qualità delle acque, quindi per svolgere attività balneare, però purtroppo non c'erano dati ufficiali in quanto non ci sono stabilimenti balneari sull'isola, e la stima di 20.300 presenze sulle spiagge libere è stata effettuata, e sugli stabilimenti, per quanto sono indicati stabilimenti in realtà però non sono autorizzati, sono stati effettuati esclusivamente tramite dei censimenti visivi. Di queste 240.000 presenze sappiamo che circa 17.000 svolgono attività di noleggio e locazione di unità da diporto, pesca sportiva, diportismo e attività di diving. Ecco, questa è un po' la dimensione, la stima dell'indicatore di flusso. Gli indicatori di beneficio sono calcolati in due modi diversi. Un primo beneficio è quello legato al prelievo ittico svolto dai pescatori sportivi. Il prelievo ittico ad opera di pescatori sportivi non può, è un prelievo che evidentemente non può essere venduto, ceduto sul mercato, però l'abbiamo comunque stimato perché di fatto è una sorta di costo evitato per il pescatore sportivo, e quindi abbiamo assegnato un equivalente valore monetario utilizzando gli stessi prezzi di mercato del pesce che avevamo applicato per i pescatori professionali. Il secondo indicatore che ci permette di calcolare il beneficio legato alla fruizione turistica è calcolato attraverso la stima della DAP, ma su questo vado via veloce perché ne parlerà poi più diffusamente con maggiori dettagli e precisione anche la professoressa Troiano. Abbiamo calcolato poi, appunto, come vi dicevo, il valore del servizio ecosistemico ricaduta economica locale, perché appunto all'interno dell'area marina protetta ci sono delle attività economiche che vengono autorizzate, e quindi le attività possono essere quelle legate alla balneazione, al diving, al diportismo nautico, alla locazione e noleggio unità da diporto, e ci sono quindi degli operatori economici i quali forniscono
dei servizi e occupano delle risorse umane che noi abbiamo stimato in numero di 32. Alcuni sono part-time, pertanto traducendole in unità di lavoro annuo il numero si riduce, ma poi abbiamo calcolato anche l'impatto indiretto ed indotto dell'occupazione e lo calcoleremo dopo anche in relazione alla spesa turistica. Cosa significa impatto indiretto e indotto? Ogni unità, ogni euro speso, ad esempio, nell'acquisto del pane stimola delle economie a monte della produzione del pane, quali la produzione della farina, la coltivazione del grano nel campo, così come conferisce a coloro che sono coinvolti in questa catena di produzione delle risorse economiche che possono essere spese in ulteriori cicli di spesa e quindi in questo modo si viene a partire dalla spesa turistica, si calcola quella che è la ricaduta e quindi a partire dall'impatto diretto si calcola l'impatto indiretto ed indotto. Questo vale anche per l'occupazione e quindi a partire dai nostri 16 operatori economici riusciamo a calcolare che le unità di lavoro annue sono quasi pari a 22 unità. La spesa turistica, da cui calcolare appunto la ricaduta economica. Abbiamo calcolato per tutte le tipologie di fruitori 4 categorie comuni di spesa: alloggio, vitto, trasporto e parcheggio. Poi, a seconda della modalità di fruizione, siamo andati a chiedere attraverso dei questionari, perché è chiaro che tutte queste informazioni le abbiamo raccolte nel corso di survey che hanno consentito di raggiungere tutte queste categorie sia di operatori economici che di fruitori. In questo caso ai fruitori abbiamo chiesto, nel caso della balneazione, se ci fossero delle ulteriori spese per servizi in spiaggia, nel caso delle escursioni per le attività di diving, qual era il costo dell'escursione, nel caso della locazione e noleggio di unità del porto, il costo dell'imbarcazione, nel caso del diportismo nautico e della pesca sportiva, le spese sia per l'imbarcazione che per le attrezzature. In questo modo siamo riusciti a stimare che la spesa turistica varia tra 13 e 16 milioni di euro che appunto ci consente attraverso l'adozione del moltiplicatore di calcolare quello che è l'impatto anche indiretto ed indotto e quindi la ricaduta economica che oscilla tra 25 e 30 milioni di euro annui. Per quel che riguarda il servizio ecosistemico di produzione scientifica siamo andati a calcolare quella che è la capacità dell'area protetta di produrre conoscenza. E questa è evidentemente basata sulla produzione di pubblicazioni, di conferenze, di progetti scientifici, che in termini di indicatore di beneficio si traduce ad esempio in quello che è il valore economico dei progetti del triennio. Ma non è solo questa l'indicatore di beneficio legato alla produzione scientifica, perché si traduce anche in opportunità di lavoro, anche lavoro qualificato, perché parliamo di personale laureato che è coinvolto nelle attività di gestione e di organizzazione dell'area protetta. Quindi risorse umane occupate full time oppure part time, che nel tempo sono andate consolidandosi fino a raggiungere appunto le 2,3 unità. Anche nel caso del valore del servizio ecosistemico dell'attività didattica educativa, che cosa siamo andati a calcolare? La capacità dell'ente di svolgere questo tipo di attività consta soprattutto nel numero di progetti didattici che è in grado di costruire, di progettare e poi di realizzare. L'indicatore di beneficio è rappresentato dall'importo di questi progetti nel triennio e l'indicatore di flusso dal numero di beneficiari, quindi dal numero di eventi e di fruitori di tutte queste iniziative. Ecco, una cosa sola voglio dire: questi importi, sia quello dell'attività didattica ed educativa che scientifica, sono già importi che sono presenti nel conto economico dell'ente. Qui se ne dà evidenza in termini di per dare appunto risalto alla capacità dell'ente di
fornire questi tipi di servizi alla comunità. Ecco, adesso lascio la parola invece a Elisa, che farà un approfondimento sulla dimensione dei costi ambientali. Mi inserisco nel frattempo del passaggio di consegne. Grazie, dottoressa Visintin. Volevo solo dire che, visti i tempi con cui le cose si stanno sviluppando, non facciamo la pausa e quindi si va avanti ad libitum, perché se no non ci sono i tempi. Vi prego Chiedo di... scusa. No, 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 anzi va benissimo, così manteniamo il programma che avevamo immaginato. E quindi passo subito la parola a Elisa. Prego e grazie. Io mi inserisco nell'ampia trattazione che ha fatto Francesca per parlare di una piccola parte di questo modello. Il modello tratta da un lato, come vi ha spiegato lei, la parte dei benefici, quindi tutta la parte diciamo che ha un valore positivo nella contabilità ambientale. Io mi occupo invece, vi spiego qualcosa relativamente ai costi. Questo è lo schema che avete già visto prima. Siamo nell'ambito del conto dei flussi e, come vi dicevo, la parte, scusate, ho dimenticato di togliere l'animazione, la parte su cui andrò a focalizzare è quella relativa ai costi ambientali. E le domande a cui cercherò di dare una risposta sono: che cosa sono, quali impatti vengono considerati, come si misurano e poi, per concludere, quanto valgono, perché ovviamente, essendo un modello di contabilità ambientale che esprime costi e benefici in termini economici, l'ultima parte è proprio quella della quantificazione per dare una misura economica a questi costi. Veniamo innanzitutto a che cosa sono i costi ambientali. I costi ambientali sono, diciamo, fanno riferimento a quelle che l'economia definisce esternalità negative, ovvero ci sono delle attività umane prodotte che vengono, diciamo così, avviate da un soggetto, che però possono andare a influenzare in modo negativo su un soggetto diverso. Non essendo beni che vengono scambiati sul mercato, può essere che questo secondo soggetto non riceva compensazioni per il costo sopportato, perché sono attività che rimangono fuori dal mercato. E qui rientrano tutti quelli che sono generalmente gli impatti ambientali che vengono prodotti da un'attività antropica e che possono andare in qualche modo a danneggiare l'ambiente. I costi ambientali in questo caso forniscono quindi un valore alle esternalità negative e, come vedremo alla fine, attribuiscono a queste esternalità un valore monetario, ovvero stimano quello che è il valore dell'impatto che viene prodotto sull'ambiente. Quali sono gli impatti? Beh, gli impatti che possono essere prodotti sono veramente molteplici e molto diversificati. Tutti avete sentito parlare sicuramente del cambiamento climatico, ma altri sono impatti molto importanti, come quello dell'uso del suolo, dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione, del consumo di risorse. Tra tutti questi impatti abbiamo scelto di focalizzare l'attenzione su uno, che è l'impatto climatico, per una serie di ragioni. Prima tra tutte è che l'impatto climatico, questa slide mi piace moltissimo e quindi cerco di proporla quando si parla di cambiamento climatico. Il problema dei cambiamenti climatici è un problema sempre più pressante, sempre più urgente e che ha, diciamo così, anche una forza comunicativa superiore ad altre valutazioni su altri impatti. E basti pensare che negli ultimi 6 anni, dal 2015 al 2020 compresi, sono stati registrati sul pianeta i 6 anni con temperature in assoluto superiori al periodo precedente. Il record è stato nel 2016 e è seguito poi il 2020. Vado via veloce. Quali strumenti si possono utilizzare per valutare gli impatti ambientali? Ce ne sono diversi, sicuramente io do abbastanza per scontato, insomma, che la conosciate, l'impronta ecologica, perché diciamo che è la prima impronta che è stata in qualche modo proposta ed è stata ampiamente discussa a livello internazionale e oggi viene utilizzata per valutare quello che è il consumo di risorse che dell'intero pianeta ad opera dell'uomo, e immagino sappiate, ogni anno raggiungiamo il punto di
di impiego di quella che è la capacità dell'ambiente, che è stata la capacità dell'ambiente in quell'anno di produrre risorse, le consumiamo tutte verso il mese di agosto, qualche volta, generalmente si anticipa di qualche giorno ogni anno, anche se l'anno scorso il Covid in questo senso ci ha un po' favorito. Altre impronte, anche qui probabilmente, scusate, ne avete già sentito parlare, sono l'impronta carbonica, quando focalizziamo appunto su quello che è il problema del cambiamento climatico, l'impronta idrica, laddove andiamo a considerare il consumo di acqua, e poi per andare sull'impronta ambientale, che considera contemporaneamente e contestualmente tutti i diversi impatti ambientali che possono essere in qualche modo analizzati e quindi stimati. Vi dicevo, abbiamo focalizzato nel nostro modello su quella che è l'impronta carbonica. L'impronta carbonica è un indicatore dell'impatto che viene generato dall'attività umana, o perché è legato alla produzione di un bene, o perché è legato all'erogazione di un servizio, o anche più in generale perché è legato proprio all'attività esercitata da un'impresa, in un'ottica di ciclo di vita. E poi vedremo che cos'è il ciclo di vita. È un indicatore che misura quindi qual è l'impatto e come questo incide sul cambiamento climatico. Viene misurato in termini di quantità di anidride carbonica equivalente che viene emessa dal prodotto, dal servizio, dall'attività in un arco temporale ben preciso, o comunque riferito a una unità di riferimento. L'analisi del ciclo di vita altro non è che andare a analizzare quello che sono le emissioni, in questo caso parliamo di emissioni, generate in tutte le fasi che ha consecutive e che sono interconnesse di un sistema. Il sistema può essere rappresentato, vi dicevo, io vi parlo in generale, può essere rappresentato da un'organizzazione, da un prodotto, da un servizio. Nel modello di contabilità ambientale è stato utilizzato l'approccio del ciclo di vita all'analisi dei servizi, ovvero i servizi offerti all'interno dell'area marina protetta e di cui beneficiano i fruitori. Vado via veloce perché se magari si riesce a fare un attimo di pausa forse vi viene concessa. I vantaggi di utilizzare questo approccio è quella di analizzare il sistema nel suo complesso, quindi non solamente le fasi di utilizzo di un determinato bene, ma anche cosa quel bene si porta dietro, dall'estrazione delle materie prime, vi dicevo, a fase di produzione, a quella di trasporto, distribuzione, a tutta la parte relativa al packaging, per poi andare all'uso, per finire con il fine vita. Se ci fermiamo in questa fase, facciamo un'analisi dalla culla alla tomba, se poi andiamo a considerare come questo rifiuto può essere reintrodotto nel ciclo come nuova materia prima, completiamo l'analisi e facciamo una valutazione dalla culla alla culla. Ci sono delle norme e delle metodologie standardizzate che spiegano come si fanno questi calcoli per far sì che poi il valore sia un valore riconosciuto e che abbia anche una validità scientifica. Impronta carbonica, abbiamo detto, in un'ottica di ciclo di vita va a analizzare quello che è l'impatto in termini di cambiamenti climatici. I gas serra che impattano sul cambiamento climatico, penso che anche questa sia qualcosa che è abbastanza risaputo, sono diversi. Si parla sempre di anidride carbonica, ma in realtà dobbiamo considerare che accanto all'anidride carbonica i gas serra questi sono i gas serra considerati dal protocollo di Kyoto, quando va a fare la valutazione, quando richiede a tutte le nazioni di fare una valutazione su quelle che sono le emissioni di gas serra prodotte annualmente, e su questi gas serra viene calcolato poi effettivamente eventuali riduzioni o incrementi. Di questi gas serra i primi 3 sono gas serra diciamo naturali, naturalmente presenti nell'ambiente, gli ultimi 3 sono invece prodotti dall'attività umana. Solo una parola su cosa sono gli idrofluorocarburi o i perfluorocarburi: sono sostanzialmente dei sostituti di quelli che allora erano i gas utilizzati nella refrigerazione, ovvero i clorofluorocarburi. A un certo punto i clorofluorocarburi sono stati messi al bando perché erano responsabili del buco dell'ozono. Non so qual è l'età media
degli studenti che stanno ascoltando, ma immagino che sicuramente negli anni 80-90 hanno sentito parlare del problema del buco dell'ozono, i clorofluorocarburi sono stati progressivamente sostituiti con idroclorofluorocarburi e poi con gli idrofluorocarburi. La sostituzione di una molecola di cloro con quella di idrogeno in qualche modo ha ridotto il problema legato al buco dell'ozono, ma ne ha creato un altro molto importante che riguarda invece il gas serra. Quindi si è cercato di risolvere un problema, però certo è che questo non significa che sono stati risolti tutti i problemi relativi all'ambiente. Analogamente i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo sono degli agenti che vengono utilizzati nelle industrie e che hanno un impatto molto importante. C'è da dire che nonostante siano emessi in quantità minore anidride carbonica, hanno un impatto sul cambiamento climatico molto molto più importante. E qui veniamo all'unità di misura di cui si accennava prima. L'unità di misura con cui si esprime l'impronta carbonica è l'anidride carbonica equivalente, perché ci sono diversi gas e ogni gas viene rapportato a quello che è il suo equivalente in termini di anidride carbonica. Quindi attraverso il Global Warming Potential, ovvero il potenziale di riscaldamento globale, in base alle caratteristiche di ciascuna molecola di questi gas, alla sua permanenza in atmosfera nel lungo termine e a quanto influisce sul riscaldamento globale, ciascuna di queste molecole viene ricondotta all'anidride carbonica. Vedete ad esempio che a 100 anni, di solito quando si calcola l'impronta carbonica si utilizza il GWP a 100 anni, vedete che per esempio alcuni idrofluorocarburi hanno un'incidenza di 14.800 volte rispetto alla singola molecola di CO2, senza considerare che l'esafluoruro di zolfo siamo dell'ordine di 22.800 volte. Una molecola di esafluoruro di zolfo equivale a 22.800 molecole di CO2. Questa conversione serve appunto per convertire in una unica unità di misura che poi può essere utilizzata per le valutazioni. Brevemente quelle che sono le fasi dell'impronta carbonica e poi le vediamo subito applicate ad un caso specifico dell'area marina protetta delle isole Tremiti. Le fasi sono 4, inizialmente si deve definire quello che è il confine di sistema, cioè cosa si va ad analizzare e fino a quanto ci si spinge in questa analisi, per poi passare alla costruzione dell'inventario e alla stima dell'impronta carbonica. In questo caso noi non ci siamo occupati della fase 4, cioè di proporre delle ipotesi di miglioramento, anche se la fase 4 prevede che una volta calcolata l'impronta carbonica si vada a valutare come sia possibile ridurla. Non era però nelle nostre finalità. Vediamo quindi come è stato applicato nell'area marina protetta. Abbiamo detto i costi ambientali li abbiamo stimati andando a valutare, andando a calcolare, a stimare quello che era l'impatto prodotto dalle attività antropiche esercitate all'interno dell'area marina protetta, e questo impatto, quindi questi costi, sono stati stimati sia in termini fisici che in termini monetari. Prima Francesca ha parlato di indicatori di flusso, indicatori di costo, nel suo caso erano indicatori di beneficio, nel mio caso sono indicatori di costo. Nel primo caso siamo andati a calcolare l'indicatore di flusso in termini di impronta carbonica delle diverse attività, e nel secondo caso, quindi indicatori di costo, siamo andati a tradurre questa impronta carbonica attraverso il social cost of carbon in un valore monetario. I costi ambientali nell'area marina protetta Isole Tremiti sono stati stimati per le attività che vedete elencate, quindi tutte le attività diciamo antropiche che caratterizzano la fruizione di un'area marina protetta, e sono la balneazione, le attività subacquee, il diportismo, considerata una duplice veste di diportismo con mezzi di proprietà o mezzi locati o noleggiati sul posto, la pesca sportiva e ricreativa, la pesca professionale e artigianale, e per finire anche l'attività di gestione dell'AMP da parte dell'ente gestore. Per quanto riguarda il confine di sistema, cioè che cosa è stato analizzato, ho portato l'esempio delle attività subacquee, però considerate che questo esempio può essere poi
traslato a tutte le altre attività che sono state considerate. Per quanto riguarda le attività subacquee, il primo confine di sistema, qui non è scritto in questa slide, ma quando si va a definire il confine di sistema, quindi il confine operativo dell'analisi, ovviamente è stato quello di definire il confine geografico e quindi l'estensione dell'area marina protetta, perché siamo andati ad imputare a questa realtà solamente i costi ambientali che si producono dall'esercizio di una qualche attività antropica all'interno dell'area marina protetta. Sempre per quanto riguarda i confini di sistema, siamo dovuti andare in qualche modo a definire quelli che sono le attività che in un qualche modo entrano nel calcolo. Quando uno vuole fare un'analisi del ciclo di vita, ipoteticamente dovrebbe considerare qualunque tipo di attività umana, ma ovviamente bisogna un po' ridurre quelli che sono i confini dell'analisi, perché altrimenti il lavoro diventa anche forse per certi versi eccessivo. Nel caso in questione abbiamo considerato sia l'attività esercitata dagli operatori economici, perché hanno delle strutture e queste strutture forniscono un servizio, sia l'attività, diciamo, l'impatto esercitato dai fruitori. Nel caso specifico delle attività subacquee, i fruitori diciamo, hanno un'incidenza sugli impatti che andiamo a misurare, quindi sul cambiamento climatico, relativa soprattutto al discorso dei tragitti, cioè i viaggi che compiono, andata e ritorno, dalla propria abitazione oppure dall'alloggio, nel caso in cui siano turisti, fino al sito di fruizione. Gli altri invece attività che sono state considerate, gli altri input, diciamo, di questo sistema sono l'acqua, l'energia e il carburante utilizzato dagli operatori economici per fornire il loro servizio e dai mezzi di navigazione che vengono utilizzati per portare i fruitori al largo e quindi fargli godere dell'esperienza nel sito di immersione che è stato prescelto. Per quanto riguarda poi gli impatti, quindi le emissioni, l'attività si è focalizzata, l'analisi del conteggio si è focalizzato sui 3 principali gas ad effetto serra, che sono l'anidride carbonica, il metano e il diossido di azoto. Questo perché gli altri gas erano sicuramente meno rilevanti rispetto all'attività che siamo andati ad analizzare. Per quanto riguarda la costruzione dell'inventario, le fonti dati consultate sono innanzitutto l'ente gestore dell'area marina protetta, che ci ha fornito dati sia relativamente agli operatori autorizzati, sia ai flussi relativi proprio ai fruitori che annualmente frequentano e beneficiano di quel particolare servizio nell'area marina protetta. Altre fonti dati molto importanti sono i questionari rivolti agli operatori, che ci hanno consentito di ricavare informazioni sull'uso di risorse idriche, di energia e di carburante, quindi energia ed acqua utilizzate presso il centro diving oppure in fase di navigazione, e a questo si è unito poi, sono unite le informazioni relative ai mezzi di navigazione impiegati. E i questionari invece, sono stati somministrati una serie di questionari anche ai fruitori per definire quelle che erano le loro abitudini di frequentazione dell'area marina protetta, ma soprattutto per stabilire il mezzo di trasporto impiegato e le distanze percorse per raggiungere il sito di fruizione. Altre fonti dati hanno riguardato la vita media di un'imbarcazione, per esempio, e l'impronta carbonica per tipologie di materiale, il caso ad esempio dello scafo. Faccio un piccolo appunto, ovviamente nel caso in cui ci sia un bene con una vita utile superiore ad 1 anno, come per esempio un'imbarcazione, viene imputata l'impronta carbonica e quindi è stata imputata al calcolo del costo ambientale del diving nell'area marina protetta Isole Tremiti, andando a considerare solamente una quota di utilizzo di quell'imbarcazione, considerando che quell'imbarcazione si porta dietro una sua impronta carbonica perché è stata costruita, è stata progettata, è stata distribuita, viene utilizzata, e quindi viene utilizzato anche del carburante per all'interno in questo caso dell'area marina protetta. Ci sono operazioni di manutenzione, però tutte queste attività vengono imputate solamente in quota parte, ovvero riferite all'anno di attività e soprattutto alla quota di utilizzo all'interno dell'area marina protetta rispetto al totale.
Faccio l'esempio appunto dell'analisi delle imbarcazioni. È stato necessario capire che tipo di imbarcazioni vengono utilizzate, quali sono le dimensioni, di che materiale è fatto lo scafo, quanto pesa ciascuna imbarcazione, qual è il consumo medio di gasolio per navigazione, per uscita, e così anche il consumo medio di benzina. Tutte queste informazioni, accanto a tutte le altre di cui vi ho accennato, hanno permesso la realizzazione di quello che è l'inventario. Questo è un tipico inventario che si utilizza quando si fanno i calcoli relativi all'impronta carbonica. Tutte le attività vengono ricondotte alle materie prime o alle risorse energetiche o alle risorse idriche che vengono impiegate per quell'attività. Quindi siamo andati a calcolare banalmente a partire dai materiali dello scafo, quanto materiale è stato utilizzato per le imbarcazioni che vengono poi usate all'interno dell'area marina protetta, quanto gasolio per navigazione, quanto gasolio nei centri diving, quanta energia elettrica, quanto ammonta il tragitto dei fruitori per tipologia di mezzo, e alla fine è stata calcolata l'impronta carbonica applicando degli opportuni fattori di conversione in equivalenti di anidride carbonica. Nel caso specifico siamo andati a stimare, nel caso delle attività subacquee, un'impronta carbonica pari a 65.800 kg anno di CO2 equivalente. Il grafico si riferisce a come questa impronta carbonica è ripartita tra i mezzi di navigazione, in questo caso il 5%, il carburante utilizzato nella navigazione che copre il 47%, quanto pesano poi le attività che vengono realizzate all'interno del centro diving e quanto infine pesa il tragitto compiuto dai fruitori. Una volta calcolato l'impronta carbonica, così come abbiamo fatto per i centri diving, per tutte le altre attività che vengono svolte all'interno dell'area marina protetta, si è trattato di dare a questo punto un valore economico a queste emissioni. Per fare questo è stato utilizzato il social cost of carbon, e vi ho accennato prima brevemente Francesca, è il metodo utilizzato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente negli Stati Uniti d'America, e viene utilizzato per stimare i danni economici che sono associati alle emissioni di anidride carbonica, ma in termini di danni economici marginali, quindi gli incrementi di anidride carbonica, quanti danni producono, e quindi a partire da questo è stata ricavata una stima del valore economico. L'importo è espresso in dollari, ma noi l'abbiamo tradotto ovviamente in euro, riconducendolo ai valori del 2016, perché il valore del social cost of carbon che abbiamo utilizzato nella nostra analisi in questo caso è quello del 2016. L'attività quindi, l'analisi dell'impronta carbonica su tutte le attività esercitate all'interno dell'area marina protetta e la sua traduzione in valore economico corrispondente è risintetizzata in questa tabella. Quindi abbiamo per ognuna di queste stimato il valore in termini di chilogrammi di CO2 equivalente e poi il corrispondente valore economico. In totale l'indicatore quindi di flusso per quanto riguarda i costi ambientali dell'area marina prodotta ammonta complessivamente a 1.900.000 circa chili di CO2 equivalente che vengono ogni anno emessi per effetto della fruizione dell'area marina protetta, e il valore economico corrispondente, quindi l'indicatore di costo, ammonta complessivamente a 69.756 euro. Io potrei anche aver concluso se non ci sono domande, così lascio spazio poi ai prossimi relatori. Grazie. Grazie Elisa Tomasinsic, grazie dottoressa Tomasinsic. Adesso io passo rapidissimamente la parola alla collega Troiano, che però avrà il compito di a sua volta passare la parola, questo l'abbiamo appena concordato, al dottor Della Vea. Vero Stefania? Però da una motivazione del coinvolgimento del dottor Della Vea è nostro, per favore. Grazie, prego. Sì, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, noi in questo ampio lavoro, in questo grande progetto che vi hanno spiegato i frame un attimo fa, abbiamo supportato la parte estimativa, quindi abbiamo supportato a dare un valore
economico-monetario ai servizi ecosistemici culturali e ricreativi. Quindi il grosso del lavoro è stato fatto dal dottor Della Mea, che vi spiegherà un attimo fa, che ha proprio portato a sintesi, ecco, questa opera di valutazione che è stata fatta con dei questionari sul campo e che vi illustrerà adesso. Prego Nicola. Buongiorno, ora condivido slides. Mi sono laureato in questo Ateneo il 25 marzo con una tesi dal titolo Valutazione economico-ambientale delle aree marine protette, con il relatore appunto il professor Marangon. L'obiettivo del lavoro è stato quello di cercare di offrire una valutazione dell'operato di 12 aree marine protette italiane. L'analisi che è stata fatta è stata portata avanti prendendo in considerazione i dati relativi a una serie di questionari che sono stati predisposti nell'ambito di un'attività di ricerca dalla società IFRAME SRL in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine. La parte centrale dell'elaborato che ho presentato è stata appunto il caso di studio e l'analisi di questi dati. I dati sono relativi al periodo che va dal 2016 al 2019. I questionari raccolti sono stati 5.644 e le aree marine protette prese in considerazione sono state 12, situate prevalentemente a Sud Italia. Quello che viene presentato è un confronto tra appunto quelle che sono le differenti categorie di fruitori delle aree marine protette, dunque si hanno bagnanti, diportisti, subdivers e la categoria di pesca sportivi. Brevemente descrivendo le attività che sono svolte da queste categorie, si può dire che i bagnanti svolgono un'attività di tipo più generico, attività di balneazione, mentre per le altre tre categorie si tratta di attività, se possiamo così definire, diciamo di nicchia, praticate da pochi appassionati che richiedono anche comunque di avere delle licenze per poterle effettuare. Brevemente l'attività dei diportisti è un'attività che presuppone uscite in barca in mare aperto con scopi diciamo di rilassamento tra virgolette e la barca può essere sia a motore che non. Poi c'è l'attività dei subdivers, dunque un'attività di immersione allo scopo di visionare la flora e la fauna marina. E infine l'attività dei pesca sportivi, che è un'attività che differisce da quella che è la pesca comunemente intesa, anche la pesca professionale, perché l'attività di pesca sportivi ha come nucleo centrale una sfida tra l'uomo e la natura e non la cattura in sé della fauna ittica, quindi spesso addirittura alla cattura segue il rilascio in acqua del pesce, perché non è quello il punto fondamentale di questa attività. Si è cercato quindi di dare una valutazione del livello di soddisfazione che il pubblico e che queste categorie considerate il livello di soddisfazione circa l'operato delle aree protette prese in esame. Le prime due categorie che vengono affrontate vengono affrontate insieme appunto perché sono state notate delle affinità. Prima di tutto un'età media più bassa, un'età di circa 44-45 anni, una composizione di genere tra maschile e femminile che è comunque bilanciata, o se si tratta di subdivers comunque non troppo sbilanciata verso il genere maschile, e inoltre queste categorie sono categorie che non hanno bisogno di moltissimi investimenti in attrezzature per poter svolgere la propria attività. Ecco, queste categorie in particolare risultano quelle che poi hanno vissuto l'esperienza migliore, più gratificante all'interno dell'area protetta. Particolarmente i subdivers sono la categoria più soddisfatta rispetto alla qualità dell'esperienza e al servizio fornito, al servizio diving. Questa maggiore soddisfazione, maggiore gratificazione deriva poi dall'attività dell'area protetta. Infatti l'attività di protezione dell'ambiente va a beneficio dell'attività di protezione dell'ambiente, che è un'attività fondamentale di quelle che sono le aree protette, va poi a beneficio di una maggiore gratificazione da parte di queste categorie, di una migliore esperienza all'interno dell'area protetta. Le altre due categorie, che anche qui vengono prese in considerazione
in modo unitario perché presentano anch'esse delle affinità sono i diportisti e i pesca sportivi. In primo luogo presentano un'età media più elevata, di circa 6-8 anni rispetto al campione dei bagnanti e dei subdivers. Presentano una composizione di genere nettamente sbilanciata a favore del genere maschile. Qui si può dire che il genere femminile praticamente non è rappresentato, e inoltre presentano costi più elevati in termini di attrezzature e di mantenimento delle attrezzature per poter svolgere l'attività. Particolarmente nel caso dei diportisti, quindi coloro che effettuano uscite in barca, è stato notato che comunque tra i costi per la manutenzione della barca, tra il noleggio del posto barca e dove è presente l'acquisto del carburante, vi sono costi medi che si aggirano intorno ai 4.500 euro annui, quindi un investimento anche abbastanza importante. Da queste categorie l'esistenza di un'area protetta è vissuta quasi come un vincolo alla libera pratica dell'attività. Infatti l'attività di protezione dell'area protetta fa verso l'ambiente va poi a intaccare negativamente quella che è la percezione circa la gratificazione dell'attività di diportismo e di pesca sportiva. Particolarmente ovviamente sono i pesca sportivi quelli che affermano di essere la categoria più penalizzata dall'istituzione di un'area protetta. Questo perché vi sono ovviamente ovvie limitazioni da parte dell'area protetta alla possibilità di cattura di fauna ittica, e dunque i pesca sportivi si sentono la categoria più vincolata. Infine viene offerto un confronto tra le singole categorie circa le domande comuni che sono state poste. In particolare rispetto all'importanza percepita verso l'istituzione di un'area protetta, ovviamente diportisti e pesca sportivi, coloro che hanno vissuto un'esperienza meno gratificante, sono poi le categorie meno interessate all'istituzione di nuove aree protette, mentre bagnanti e subdivers sono le categorie che vedono questa eventualità come qualcosa di prioritario. In questo senso può giocare un ruolo importante anche l'età degli intervistati. Infatti bagnanti e subdivers, che erano comunque categorie con un'età media più bassa, possono essere stati più sensibilizzati verso un'attenzione all'ambiente, mentre i diportisti e pesca sportivi con età medie più alte, diciamo che generalmente magari hanno un'attenzione minore verso le tematiche di salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, rispetto a quella che è stato chiesto, quale sarebbe stata la disponibilità a pagare per un incremento del costo per poter svolgere l'attività ricreativa, i pesca sportivi, ovviamente coloro che hanno vissuto secondo loro l'esperienza peggiore all'interno dell'area protetta, poi sono l'unica categoria che si è espressa negativamente in questo senso. Anche per i diportisti comunque prevale il sì, ma la situazione è comunque in sostanziale pareggio. In conclusione, si può dire che comunque a livello generale l'operato delle aree marine protette è ben visto dai frequentatori, e vi è una valutazione comunque positiva dell'operato, e a questo segue una tendenza che in media generalmente è favorevole verso l'istituzione di nuove aree protette. Ecco, quello che viene comunque riconosciuto trasversalmente da tutte le categorie è la maggiore qualità dell'ambiente, una qualità dell'ambiente che è sicuramente ritenuta superiore rispetto a quelle incontrate in aree non protette. Sì, in questo senso, quindi ecco, viene valorizzato di molto quello che è il lavoro dell'area protetta. Comunque, come detto, vi sono state riscontrate differenze tra categorie. Bagnanti e subdivers da un lato hanno vissuto un'esperienza migliore e quindi sono più propensi a vedere la nascita di nuove aree marine protette. Dall'altro lato, diportisti e pesca sportivi hanno vissuto un'esperienza non così gratificante e quindi non sono così propensi a vedere la nascita di nuove aree protette. Come detto, i risultati parzialmente negativi derivano da quella che è la categoria dei pesca sportivi. Questi risultati negativi a lungo andare, questa mancata gratificazione di questa categoria,
può portare gli elementi dei pesca sportivi ad abbandonare magari la frequentazione di un'area protetta per andare verso la frequentazione di un sito non protetto, dove poter comunque liberamente svolgere la propria attività di pesca sportiva. Questo significherebbe comunque delle perdite economiche per l'area marina, perché significherebbe minori introiti da parte dell'area marina protetta e quindi una conseguente magari minore capacità di poter porre in essere investimenti per il miglioramento, ecco, del sito. Grazie. Grazie, dottor Della Mea, benissimo, proprio un intervento, credo che, spero che le colleghe mi confermino in questa mia lettura, proprio una dimostrazione di come si possa leggere poi in maniera aggregata questa esperienza, di come sia bello anche coinvolgere i nostri studenti e studentesse in questa esperienza. Non è il primo il caso di Della Mea, anche proprio su questo progetto abbiamo avuto anche un'altra esperienza, no? Assieme ai Frame, e quindi grazie a voi per aver dato questa indicazione di quale sia la portata di un progetto di questa natura, quali siano le importanti ruoli, perché tutti quelli che vedete adesso a monitor come relatori e il sottoscritto sono economisti. Noi siamo tutti di quella matrice di formazione e quindi abbiamo una bella responsabilità nell'affrontare questi argomenti, con una anche crescente attenzione ad alcune possibilità di utilizzo dei risultati delle nostre attività di ricerca e di valutazione, per esempio a fini decisionali dal punto di vista sia delle scelte, e in questo momento sono grandi scelte quelle che anche il nostro Paese deve fare, ma anche poi nell'aspetto gestionale di risorse importantissime come queste. Alcuni passaggi anche dell'intervento un po' di tutti, ma anche del dottor Della Mea, ci hanno fatto capire anche l'importanza di questo aspetto, in cui proprio l'analisi economica, proprio nella sua dimensione gestionale, può avere un'importanza notevole, con questa visione nuova, particolare, di attenzione a tutto tondo a quelle che sono le conseguenze di un'organizzazione, in questo caso come quella delle aree marine protette.